1, 2, 3, 4. Ma adesso rimandiamo ogni considerazione ad un altro momento e concentriamo la nostra attenzione su un nuovo arrivato. Il suo nome è Christian Michel, il pupillo di Ciccio Mira. Christian Michel. Christian Michel. Lei, alla festa dello Zen, la sua numerosa famiglia che non gli fa mancare niente. Con i miei familiari ero con la macchina, sono andato a battere con palo, sono andato a finire ma quasi morto, ero morto. E poi che cosa è E successo? poi mi ha passato del sogno mentre in coma Falcone e Borsellino. Chi? Falcone e Borsellino, mi ha passato del sogno. E che ti hanno detto? Alzati e canta. E tu sei andato? Sì. Dove? Mi ha detto di cantare alle feste di piazza, nei quartieri, Capo, Ballarò, Lucia, Michelangelo, tutte le feste di piazza. Per fortuna Christian può contare, oltre che su Falcone e Borsellino, anche sulla protezione del suo inossidabile talent scout, cioè Ciccio Mira, il quale ha avuto un'idea semplicemente magnifica. Portare il 19 luglio Christian alla festa dello Zen in onore dei due giudici e farlo cantare di fronte alla folla che, lui ne è certo, si scioglierà in lacrime ascoltando la dolce voce del suo pupillo. Non mi danno mai sui nostri cuori, per niente fuori, per niente più che mai. Lottavano per noi, per liberare il cuore della metà del terrore. Tu sei nei nostri cuori, per niente fuori, Falcone e Borsellino, nei nostri anni eroi, i nostri grandi eroi. nei nostri anni eroi. Alla fine del brano, perché cosa che dice? Basta, Li abbiamo uccisi noi. l'abbiamo ucciso. Visto che siamo di fronte al Sacro Monte, se Santa Rosalia ti chiedesse di gridare no alla mafia, Mi dispiace per Santa Rosalia perché Santa Rosalia fa miracoli, fa tante cose, Però- però non lo posso fare. nemmeno se Santa Rosalia, No, mi dispiace per Santa Rosalia. Mi dispiace perché io chiedo a Gesù che sono credente, però non lo posso fare. Senti, allora diciamo un'altra cosa, se te lo chiedesse Gesù in persona, Mi dispiace per Gesù perché Gesù fa tanto per noi, c'è la salute, però non lo posso fare. niente, Niente, nemmeno se lui ti dice grida no alla mafia. no, non lo posso fare. Senti, saliamo più in alto, se te lo chiede il Padre Eterno, Dio in persona, grida no alla mafia. Mi dispiace, non lo posso fare. Ma dici sul serio, Sì, sì, niente, niente. ma perché? Perché non lo posso fare? Ma perché? Perché c'ho i miei motivi. Uno, qual è? Perché non lo posso fare. Grazie lo stesso, ciao. Ciao. Il nostro amico Gennaro Vincenzo. Gennaro Vincenzo, grande amico mio. Ciao Vincenzo, a posto. Ciao. Tutto bene? Tutto bene. Allora stasera come ha fatto Cristian ne farai pure tu. Che brano ci presenti? Tu sì, una cosa grande, Beh, però zio Ciccio, ti voglio bene, ti rispetto, però mi raccomando, scanciamo loro cucchium, che non siamo... Vincenzo, siete tutti uguali. Non siamo tutti gli Siete stessi, tutti non uguali. siamo... Andate tutti bene e non è... come dire. Ehi, Ah, basta. Sì. Senta, lui naturalmente ha questa fissazione del canto, ma cantare gli fa bene. Cantare gli fa bene, gli farebbe bene, ma se è un canto tranquillo, un canto per potersi divertire.